La politica di Portogruaro. Non ho mai pensato di lasciare il Popolo della Libertà per aderire al partitino Futuro e Libertà, che ha come riferimento Gianfranco Fini. Così lo definisce Riccardo Rodriguez, consigliere comunale del PDL a Portogruaro. Sono nato con Forza Italia del presidente Silvio Berlusconi, tra i primi a Portogruaro nel 1994, aderendo un anno e mezzo fa alla fusione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale, e così continuerà a essere. La lealtà e il rispetto verso gli elettori deve essere sempre il primo patto che un politico o un amministratore comunale compie all'indomani della propria elezione. La gente è stanca di polemiche, insieme ai partiti vuole chiarezza, concretezza e onestà. Da quando faccio politica, aggiunge Rodriguez, mi sono sempre messo dalla parte delle esigenze del cittadino, troppo spesso strumento senza veri diritti. Non concepisco politicamente i cambi di casacca, figuriamoci il tradimento del presidente Fini, il quale da un anno tramava contro Berlusconi e il governo appoggiato da un gruppetto di nostalgici con il solo scopo di rompere e creare dissensi a tutti i livelli. A Portogruaro, grazie anche al mio contributo e agli amici che mi hanno sostenuto nelle due ultime campagne elettorali, il Popolo della Libertà continuerà a crescere per arrivare nel 2015 a governare la città. Chi decidesse di seguire Fini e i suoi seguaci è libero di farlo, ma non avrà il mio sostegno in quanto facenti parte di un altro partito. Così firma la sua lettera Riccardo Rodriguez, una posizione ben chiara all'indomani della nascita del nuovo gruppo parlamentare di Gianfranco Fini, anche se lo stesso Rodriguez non lo specifica nella lettera, ma qualche tempo fa passò da chi una volta era di Forza Italia a qualcuno che era di Alleanza Nazionale. Lo sanno tutti e mi fermo qua.